Sono andati ai magistrati Luigi D'Angelo e Maria Agnello, ex giudici del Tribunale di Agrigento e soprattutto colleghi di Rosario Livatino, i riconoscimenti Legalità e Giustizia, giudici Saetta Livatino, messi in palio dalle associazioni Tecnopolis ed Amici del giudice Rosario Angelo Livatino di Canicattì. Un riconoscimento è andato anche al sostituto procuratore generale di Caltanissetta, Fernando Asaro. La cerimonia di consegna è avvenuta a margine del convegno sulla legalità svoltasi nell'ambito delle iniziative legate per il 25° anniversario dell'uccisione di Rosario Livatino. Riconoscimenti anche alla dirigente scolastica Maria Rosaria Russo di Rosarno, che guida una dozzina di istituti in una zona molto difficile, ed ai giornalisti Francesco Massaro di Palermo e Federica Angelo di Ostia per il loro impegno nella trasmissione dei valori etici di legalità e giustizia. Un riconoscimento particolare anche alla neodottoressa in scienze religiose Adriana La Rosa di Aragona, appena laureatasi con la tesi Resistenza alla mafia e fede cristiana, il caso del giudice Livatino, in cui analizza sotto una nuova luce il martirio in Odium Fidei. E intanto Canicattì si prepara a ricordare un altro magistrato ucciso dalla mafia, Antonino Saetta, assassinato la sera del 25 settembre 1988 assieme al figlio Stefano. Saetta venne ucciso, come sottolinea oggi il figlio Roberto, in una intervista per vendetta. Il padre era stato presidente delle corti di assise di appello di Palermo e di Caltanissetta, che si occuparono rispettivamente dell'omicidio del giudice Chinnici e di quello del capitano Basile. In entrambi i casi le sentenze furono inasprite rispetto al primo grado e questo atto, sottolinea ancora il figlio, fu giudicato intollerabile dai vertici mafiosi che decretarono la morte di mio padre. Per l'occasione, venerdì prossimo, sarà a Caltanissetta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che alle 14:30 interverrà al Palazzo di Giustizia e subito dopo renderà visita al cimitero dei Carusi per deporre una corona di fiori in memoria delle vittime delle miniere di zolfo.